Mancano pochi istanti al via, alla sesta corsa, premio Voronin, confronto per anziani di categoria B e C, è il centrale della giornata, corsa decisamente più importante sia dal punto di vista monetario che da quello dello spettacolo garantito dalla qualità dei cavalli in pista. Davvero ottimi soggetti di 4 anni ed oltre al via. Con il numero 1 Brivio d'Elite Antonio Di Nardo, al 2 Dolly F Riccardo Pezzatini, 3 Batosta Andrea Farolfi, 4 Clunide Greppi Maurizio Cheli, 5 e K del Ronco Alberto Garruto, 6 Etereo Jet Alessandro Gocciadoro, in seconda fila 7 Zelia CCSM Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 8 Zeno del Ronco Francesco Facci. Chiusura 1,90 Etereo Jet, 2,75 Brivio d'Elite, questi i più attesi. Autostart che inizia ad accelerare. E si parte con veloce Batost che prende la testa, largo Cluny dei Greppi, in mezzo alla pista Etereo Jet, in corda Brivio d'Elite, poi è K del Ronco, galoppa Cluny dei Greppi, Batost che è al comando da strada ad Etereo Jet che si presenta e passa a condurre. 200 in 13,9. Al comando Etereo Jet nei confronti di Batost, poi Brivio d'Elite, quindi è K del Ronco, ancora Zelia CCSM, Zeno del Ronco, poi Dolly F. 27,9 per il primo quarto, sul piede dell'1,10 per Etereo Jet che ha preso la testa nei confronti di Batost, quale l'ha lasciato volentieri sfilare. Brivio d'Elite in terza posizione davanti a De K del Ronco, Zeno del Ronco invece che è costretto allo scoperto e risale sotto alle tribune. Continua di buona lena Etereo Jet al comando, nella sua scia sempre Batost e Brivio d'Elite che sembra voler anticipare Zeno del Ronco, poi decide di restare in corda dopo un giro in 57,6. Etereo Jet al comando su Batost e Brivio d'Elite, di fuori Zeno del Ronco in pariglia, Zelia CCSM, in corda rimane K del Ronco che precede Dolly F, 1:12,4 il chilometro iniziale di Etereo Jet che continua in netta evidenza, privato ora dei tappi estraibili, Zeno del Ronco sul passo, galoppa però e così rimane sempre in seconda posizione Batost, allo scoperto avanza Zelia CCSM, numero 8 poi Zeno del Brivio Ronco d'Elite, quindi Dolly F a metà della piegata conclusiva. Etereo Jet è in vantaggio, inseguito da Zelia CCSM che si accomoda per un attimo in scia per provare poi a dare l'attacco, quindi Brivio d'Elite alla retta arrivo con Etereo Jet in vantaggio su Zelia CCSM e Brivio d'Elite in vantaggio Etereo Jet nel finale stacca e viene a vincere nei confronti di Brivio d'Elite. Al terzo posto Zelia CCSM, 29,5 ad arrivare, 1:12,5 ragguaglio cronometrico per il successo di Etereo Jet. Alessandro Gocciadoro in salchi e al training, triplo in giornata per il team Gocciadoro, la scuderia Alto Mare alla proprietà del figlio di Igor Font che sfila a condurre e nel finale spazia a piacimento. Facile successo di Etereo Jet che conferma la grande forma, al secondo Brivio d'Elite, al terzo Zelia CCSM, i tre più attesi nell'ordine sul traguardo in numeri 6-1-7, l'ordine d'arrivo della sesta.